Mi mancano troppo i pizzoccheri. Teglio ci ha regalato dei giorni speciali in compagnia di persone speciali. Tramoline d'acqua, strimpellate selvagge e i pizzoccheri di grano saraceno fatti a mano da Francesco. Insieme agli amici tellini siamo saliti in cima ai 3323 metri dello straordinario Pizzo Scalino, di fronte allo spettacolo del Monte Disgrazia e delle pareti strapiombanti del Bernina. Una giornata infinita che si è conclusa al calar del sole a Rifugio Cristina. In un continuo di laghetti e piane verdeggianti, in uno scenario da terra di mezzo, siamo arrivati al leggendario Rifugio Marinelli Bombardieri, al cospetto del maestoso ghiacciaio del Bernina. La discesa verso la Val Malenco ci ha portato all'Alpe Lago, dove siamo stati ospiti di Paola, che ci ha accolti e coccolati con una dolcezza da mamma, proprio quel che ci voleva per affrontare al meglio il famigerato Sentiero Roma. Tra pietraie infinite e nevai ghiacciati, dopo tante fatiche siamo arrivati al bivacco Chima. Il giorno dopo siamo giunti all'anfiteatro granitico del Rifugio Allievi, per infine arrampicarci fino al temuto Passo Camerozzo e arrivare così al Rifugio Gianetti, ai piedi del Badile e del Cengalo. Da lì, con tanti nuovi compagni di viaggio, abbiamo affrontato il passo del Barbacan per scendere infine a Codera. A Codera siamo stati accolti a braccia aperte da Liliana e Roberto, sulle note di Va Pensiero. È stata una festa incredibile, in questo borgo delle Alpi raggiungibile solo a piedi, un gioiello custodito con vero amore dall'Associazione Amici della Val Codera. Col cuore malinconico siamo scesi verso il lago di Como, dove il caldo e l'umidità ci hanno messo a dura prova. Dai.